Un incendio è divampato ieri sera intorno alle 21 in via Unità d'Italia al civico 77, in contrada San Giuseppuzzu, all'interno dell'azienda Commersud, che commercializzava imballaggi di plastica, cartone e varie. A intervenire prontamente sono stati i vigili del fuoco di Agrigento, coadiuvati dal nucleo del radiomobile Carabinieri. Vista la vastità e l'intensità delle fiamme che si intravedevano a diversi chilometri di distanza, subito è stata evacuata la palazzina e i suoi abitanti messi in sicurezza. Nonostante siano trascorsi oltre 12 ore, stamani, come si vede dalle nostre immagini, c'era ancora fuoco nello scantinato del palazzo. I vigili ancora buttavano acqua con le pompe, in quanto le fiamme erano ancora indomate e il fumo nell'area estremamente pericoloso per chi si avvicinava nella zona. Anche un escavatore di una ditta privata che ha lavorato tutta la notte per fare dei buchi all'interno del muro di cinta del magazzino onde poter dare sfogo all'incendio. È anche intervenuto sul posto la protezione civile che con proprie autobotte aiutava nelle opere di spegnimento i vigili del fuoco. Stiamo completando l'operazione di spegnimento, purtroppo il locale ha un solo prospetto d'ingresso e quindi siamo costretti a realizzare dell'apertura laterale con un escavatore che ci ha messo a disposizione il comune in modo da accedere alla parte finale del magazzino che ancora brucia. Sono danni strutturali all'edificio? Sì, purtroppo penso proprio di sì. L'edificio dovrà essere sgombrato per ora e poi saranno fatte le verifiche. Comandante, com'è andata? Ci può raccontare un po', descrivere quello che è successo ieri sera? Ma ieri sera sono arrivate le squadre, credo che abbiano trovato il locale chiuso e le fiamme che uscivano dalle finestre, dalle saracinesche, e hanno attaccato l'incendio sin dall'inizio. C'era molto materiale depositato, quindi è stato abbastanza complesso avanzare da questa parete unica che è nella parte bassa piano piano per arrivare in fondo al fabbricato. Qual era l'attività che è un deposito di merci e materiali vari per usi alimentari per la gran parte. Si è capito la causa del rogo? No, questo è ancora da analizzare. Sì. Stiamo dando una mano ai vigili del fuoco. Quando si tratta di umanità uno non guarda né giorno né notte. Già da ieri, da mezzanotte che siamo qui, poi la protezione civile ci ha fatto andare via verso le 5 e poi ci ha richiamati per dare una mano d'aiuto. Ecco, che lavoro fa lei? Cosa state facendo praticamente? Noi con l'escavatore stiamo cercando di dare una via da dove entrare, diciamo, i vigili del fuoco per poter trattenere questa fiamma che da ieri sera non si può. E ancora c'è fuoco praticamente? Sì, c'è un po' di fuoco, però si stanno accertando del tutto. E quindi voi state facendo un altro buco per uscire? Sì, stiamo dando questa mano d'aiuto, vediamo cosa c'è da fare, è a disposizione.